Buongiorno, mi chiamo Sara Montagnese e sono il sostituto responsabile della Clinica Medica 5 a indirizzo epatologico dell'azienda ospedale Università di Padova. La Clinica Medica 5 è un grande reparto di medicina interna, abbiamo 46 letti e all'attività di tipo internistico affianchiamo una importante attività di tipo epatologico, cioè ci occupiamo di fegato. Ci sono comunque anche competenze di tipo cardiologico, di ecografia dei vasi periferici e di nutrizione e malnutrizione, soprattutto per difetto. Però diciamo la nostra tradizione principale, sia in termini clinici che in termini di ricerca, riguarda le malattie di fegato. Ci occupiamo di tutte le malattie di fegato, dalle più lievi come il fegato grasso alle più significative, che possono portare al trapianto, e abbiamo una grande tradizione di competenza su tutte le complicanze severe della malattia avanzata, per esempio la scite, la sindrome epatorenale, cioè la sofferenza dei reni a causa del fegato, l'encefalopatia epatica, le complicanze neurologiche delle malattie di fegato, tutte le forme di ipertensione portale, e abbiamo una certa competenza anche nelle forme acute gravi di malattia di fegato, in cui serviamo da riferimento un po' anche per gli ospedali limitrofi con cui lavoriamo in rete. L'attività ambulatoriale della Clinica Medica 5 è anche molto intensa e molto articolata. Facciamo ambulatorio tutti i giorni e le giornate dedicate all'ambulatorio per esterni sono un pochettino organizzate a tema e ogni giorno fa ambulatorio un collega esperto di una forma particolare di malattie di fegato. Abbiamo per esempio una tradizione molto cospicua di epatiti virali, ci occupiamo anche di fegato grasso, delle malattie epatiche più rare, dei disturbi da alcol. Un tipo di attività ambulatoriale anche particolarmente qualificante, forse un pochettino speciale, è quella dell'ambulatorio integrato. L'ambulatorio integrato epatologico è dedicato ai malati di fegato più gravi, eventualmente anche quelli che vengono considerati per il trapianto o sono già stati sottoposti a trapianto, e a questi pazienti è dedicata una formula di ambulatorio che prevede anche la esecuzione nel corso della stessa giornata degli esami del sangue ed eventualmente di una ecografia del fegato. Anche qui c'è una tradizione molto cospicua e una scuola molto importante. L'ecografia epatica supporta la nostra attività quotidiana, sia di tipo ambulatoriale che di reparto, e serve ovviamente anche tutti gli altri reparti dell'azienda. In collaborazione con l'Istituto Oncologico Veneto ci occupiamo di tumori del fegato, che sono una complicanza purtroppo frequente della malattia epatica avanzata, e lavoriamo moltissimo anche in collaborazione con i colleghi trapiantologi e chirurghi epatobiliari. Con loro lavoriamo sulla selezione al trapianto di fegato e sulla gestione dei pazienti in lista, e da qualche anno abbiamo anche messo a punto un sistema di collaborazione molto innovativo e molto interessante, che prevede che i pazienti che devono essere sottoposti a piccoli interventi di chirurgia o a procedure relative al fegato vengano ricoverati nella nostra clinica anziché nella chirurgia epatobiliare, e vengano gestiti a quattro mani con i colleghi chirurghi. Questo ha dei notevoli vantaggi sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista logistico e organizzativo. È un modello molto nuovo che sta funzionando molto bene.
L'attività di ricerca che caratterizza la nostra clinica è molto intensa, molto articolata, collaborativa a livello nazionale e internazionale e verte principalmente, anche se non solamente, sulle malattie di fegato. Anche qui rappresentiamo un importante riferimento nazionale e internazionale per le complicanze della malattia epatica avanzata, come ad esempio la sofferenza del rene, le complicanze neurologiche, le infezioni, la ritenzione idrosalina, l'ipertensione portale e più di recente anche i disturbi del sonno e del ritmo circadiano che complicano la malattia e il quotidiano di questi pazienti. Oltre agli studi che nascono e si sviluppano in clinica, partecipiamo e spesso conduciamo noi, cioè facciamo da centro di riferimento per studi multicentrici, sia nazionali e molto spesso anche internazionali, e molti di noi hanno partecipato e tuttora partecipano alla stesura di documenti di riferimento o cosiddette linee guida nei nostri ambiti di ricerca. Quindi la nostra ricerca clinica ha molto diciamo, un obiettivo di comprensione di come si sviluppano queste complicanze, di definizione e di miglioramento della loro gestione e alla fine in molti modi anche di traslazione di questa acquisizione di competenze in pratica clinica quotidiana, sia per i centri di riferimento di terzo livello come il nostro, sia per gli ospedali e i centri più periferici.